Qui c'è un Stefano Zanetti che mette questa foto per chiederle un commento, questo anziano assistito, e le domanda: condivide la proposta presentata al consigliere regionale UDC Stefano Valdegamberi, presidente del gruppo UDC in Regione Veneto, di tagliare oltre le spese per il Consiglio anche gli 8 milioni di euro erogati annualmente dalla Giunta regionale ai mezzi di comunicazione veneti e incrementare il capitolo assistenza domiciliare per i pari importo? Sì. Sì. Lapidario. È così. 8 milioni, ma che cosa sono i mezzi di comunicazione per cui spende 8 milioni? Non so. No, mi domando quali sono i mezzi di comunicazione per cui spende 8 milioni. Non Gli sono... aspetti, adesso io non so se sono 8, 6, 10, 25, però il concetto di dire che bisogna implementare l'assistenza domiciliare, quindi tutta l'assistenza, credo che questo sia fondamentale. Ricordo purtroppo che in Veneto una delle situazioni che sono state tagliate maggiormente riguarda proprio le politiche sociali, quindi quelle che sono l'assistenza, tutto il percorso di assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, alle persone che hanno bisogno dell'autosufficienza, eccetera. Quindi tutti questi aspetti oggi sono veramente in difficoltà. Ricordo che sono in difficoltà i CEOD, quelli che danno l'assistenza alle persone con disabilità, quindi voglio dire è un settore dove ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno bisogno, che sono veramente in netta difficoltà per continuare ad avere quei servizi che sono necessari per vivere, allora, per vivere in maniera quanto poco dignitosa.